Guarirà in 5 giorni la mano dell'agente morso durante un controllo da un tunisino di 25 anni che è stato arrestato. Dopo diverse segnalazioni di residenti, la polizia si trovava nel quartiere Forcellini di Padova quando ha sorpreso il giovane che aveva appena venduto 6 dosi di cocaina a un italiano. Nel tentativo di fuggire, il tunisino, incensurato ma irregolare in Italia, ha reagito a morsi, riuscendo a colpire uno degli agenti presenti. Da qui l'arresto. Condannato a 10 mesi di reclusione, il tunisino è stato espulso e accompagnato al centro per il rimpatrio di Caltanissetta. Nel corso dei servizi, la polizia ha arrestato a Villanova di Campo San Piero uno spacciatore tunisino di 24 anni, sorpreso 2 minorenni ingaggiati dai pusher come Galoppini, un tunisino di 15 anni e un egiziano di 17, entrambi affidati a comunità per minori. Viaggiava con una pistola priva di tappo rosso e infine il 25enne di Saccolongo denunciato dalla polizia.